il rifugio dalle problematiche esterne, dalle aggressioni esterne, e quindi ritrovare la voce dell'anima all'interno della casa. E volendo parlare sempre della poesia a casa mia, l'ho voluta un po' associare all'emigrante, quindi al fenomeno dell'emigrazione, e quindi la separazione dalla propria terra di origine, quindi viene rappresentata in effetti l'angoscia dell'ignoto, perché si va incontro a un voler ridefinire il proprio destino, e paradossalmente c'è anche un'ambivalenza, cioè la capacità dell'immigrante di staccarsi dai propri affetti, dai propri luoghi, e quasi un voler immaginare una terra promessa, con poi l'assoluta concretezza di capire che nel momento in cui arriva nel luogo a lui sconosciuto avverte il disagio della impossibilità di comunicare, dell'intendere che non avrà, non si sentirà a casa. E quindi la partenza non è soltanto spaziale o geografica, ma essenzialmente mentale ed emotiva. Quindi voglio dire, la solitudine si combatte con la nostalgia, e gli psicologi ipotizzano che essa abbia un ruolo corroborante, cioè che aiuti a combattere la solitudine. Quindi i ricordi, rimandare alla mente, permette di non lasciarsi prendere dalla malinconia. Quindi questa capacità di ricordare un suono, di ricordare un profumo, come dicevamo prima, è come se fosse un effetto placebo, cioè diminuisce l'intensità del dolore stesso. E questo leitmotiv, che diremo sempre dell'amarezza, che compare nei versi, diremo, della poetica napoletana, in effetti si condensa un po' in tutte le immagini, in tutti i versi, potremmo concludere quella componente umoristica che poi contraddistingue il napoletano, quindi che nonostante l'amarezza, nonostante la consapevolezza del perdere e del avvertire il nulla, a volte riesce a trovare anche un po' di ironia.